9 punti nelle prime 4 giornate e tanta voglia di affermarsi come una delle antagoniste del Cotton Club. Oggi è il turno della Roma Calcio 8 Green Club di fronte a uno Steaua 2005 a 0 punti, ma con la fiducia ritrovata dopo la solida vittoria sulla rappresentativa Sport City. Amici di Fanner, buonasera e benvenuti all'Empire per il match di chiusura della quinta giornata di Serie A. Tutto pronto per l'inizio del match, lo Steaua 2005 in maglia gialla, attaccherà da sinistra verso destra, risponde la Roma in maglia nera da destra verso sinistra dei teleschermi, in possesso ora subito lo Steaua, un calcio di punizione guadagnato dopo un minuto. Match iniziato fortissimo, subito con un calcio di punizione. Cercez è pronto a disegnare la parabola per mettere in difficoltà Manu Opara. Parte Cercez potente al centro, palla che viene spazzata via. Dobrin da quella parte, Cercez in palleggio, attacca subito fortissimo lo Steaua, partito a mira il pallone a corto, il destro, subito Opara a rispondere dopo un minuto sul tentativo di Marian. Namo, alza sta squadra, forza, te voglio sentire, Namo! Primo calcio d'angolo del match, va allo Steaua potente al centro, la palla che rimane lì, Manu Opara subito con riflesso felino in calcio d'angolo. Secondo calcio d'angolo, dopo un minuto lo Steaua mette sotto la Roma, calcio d'angolo battuto però potentissimo, palla che finisce fuori. Roma può respirare, iniziare da destra, il palleggio con Oliva, la pressione dello Steaua è altissima, va subito ad attaccare con Cercez, pensa a calciare il compagno Celi vicino, la conclusione è palla alta. Roma che ora inizia la manovra, palla giocata lunga tra le linee, la va a ricevere il tocco di prima da quest'altra parte, va al palleggio la Roma. Dai e vai a partire da dietro il lancione profondo subito per l'attaccante che prova a girarsi in un fazzoletto con il pallone che entra. Incredibile, arriva subito il gol di Klaus Seferi nel momento migliore dello Steaua, è 1-0 Roma. Riparte lo Steaua, ma la Roma la prima occasione buona che ha avuto dopo 4 minuti l'ha messa dentro, ma lo Steaua non ci sta, attacca subito da lontano, prova a convergere al centro. Ora il centrocampista, c'è Cercez, vuole lo scambio vicino ancora per Marian, viene toccato il pallone in rimessa laterale. Battuta all'indietro da Cercez a girarsi, vuole il passaggio vicino alla Roma, si difende benissimo, riparte in contropiede, il pallone è largo, Rossini può metterla al centro sul secondo palo, la palla che rimane lì si salva in qualche modo lo Steaua, ma le due squadre sono molto lunghe. Ora un calcio di punizione che non viene concesso, Marian può andare da solo, il retropassaggio per Opara e la Roma può respirare dopo 5 minuti infernali. Pallone spazzato profondo,
c'è veramente poco spazio, ancora il lancio profondo, il retropassaggio all'indietro. Sarà ancora possesso per lo Steaua. Pensa lancione profondo. Attento ancora i centrali giallorossi, a centrocampo si può palleggiare, Macri vuole ricevere il pallone al centrocampo. Palla allargata verso Opara in palleggio con eleganza, la va a mettere al centro, il lancione profondo. È impreciso, ha provato a tuffarsi poi sul pallone. E Ciubi, ancora la conclusione della lunga distanza, arriva subito un altro gol pazzesco da parte di Rossini questa volta. La Roma è sopra di 2 gol, 2-0 dopo 5 minuti. Il numero. Partita fortissima, la Roma andare a far male nelle uniche 2 occasioni buone per lo Steaua. Buon ora il tocco lì vicino, Cercez prova a liberarsi di un avversario, va bene in dribbling, il tocco vicino, poi tutto di prima Rossini allarga per Ciubi, il cross sul secondo palo, ancora a vuoto il portiere Klaus, Seferi la mette dentro con la complicità di Ionut e 3-0 Roma scatenata, 3 palle gol, dopo 6 minuti è già 3-0. Si può ricominciare dopo il mini time out concesso allo Steaua. Padroni di casa che hanno iniziato forte nei primissimi minuti, poi la Roma ha difeso perfettamente nel miglior momento proprio dei giocatori in maglia gialla, è riuscita a metterla dentro, partita che è iniziata a 1000 da una parte e dall'altra, la Roma decisamente più cinica a sfruttare tutte le occasioni che sono capitate. Ora lo Steaua che prova a far circolare il pallone per stemperare un po' la partita, sono sicuramente momenti di difficoltà per la squadra che è rimasta freddata dai 3 gol della Roma nel giro di pochissimi minuti. Il lancio è profondo, finisce fuori facilmente, palla che era diretta verso Jai che oggi funge da prima punta, accanto a Marian. Ora la Roma può andare a manovrare. Far circolare il pallone, riesce bene con facilità nello stretto, allargare poi totalmente il gioco, viene Macri a prendere il pallone, Ciubi ancora da questa parte, ancora verso Macri a dettare i tempi, poi c'è Seferi che viene incontro, ancora Klaus Seferi da dietro verso Rossini, la difende bene, vuole l'1-2, non ci si riesce, Jai può recuperare il pallone, può scatenarsi, va bene in dribbling prima su di uno, poi il cambio di gioco totale sul fronte mancino, controllo un po' difettoso da quella parte, ci pensa un attimo, poi la gioca all'indietro, la conclusione dalla distanza, tentata questa volta da Tilinka, palla che viene contrata, sarà ancora rimessa per lo Steaua, Marianne la vuole il tocco vicino, si destreggia ancora bene in mezzo a 2, poi ancora Tilinka, largo verso Cercez, bene in dribbling il numero 10, 1-2 perfettamente, Cercez al limite dell'area di rigore, scarica il destro con Opara che si allunga in calcio d'angolo. Tocco vicino, battuto rapidissimo il calcio d'angolo, c'è spazio ancora per uno Steaua scatenato che sta chiudendo la Roma dentro, ancora Opara in calcio d'angolo. Battuto velocemente il calcio d'angolo, il tocco al centro, il cross sul secondo palo, prova ad agganciare da quella parte Ionescu, via in mezzo a 2 avversari, guadagna un calcio di punizione. Battuto veloce al centro dell'area, Cercez, la palla rimane lì e poi Opara la fa sua col brivido. La Roma si salva questa volta, alla che era facilmente intuibile, sarebbe andata proprio tra le braccia di Opara che ha avuto un grandissimo senso della posizione. Ora sfera ancora allargata, fa tanto movimento la Roma.
il lancio in profondo, Rossini vuole la sponda lì vicino, riesce ad andare via molto bene a Tilinka, e ancora un contrasto, sfera che rimane lì, ancora rimessa per la Roma. Seferi che viene incontro al pallone, si gira Klaus Seferi, Macri lo scavetto sotto, lo scambio tutto con il petto con Rossini, poi ancora Macri va lì, viene fischiato invece calcio di punizione in favore dello Steaua, che può ora battere dietro con il capitano Tilinka. Sarà ancora rimessa per lo Steaua. Ancora lo Steaua a giocare tutto palla a terra. Ionescu la tiene sull'attacco dell'esterno giallorosso. C'è il cambio totale invece da quest'altro lato. Manca il controllo. Vladut non è riuscito e può ricominciare tutto da Cortese. Gioca lì indietro, si passa per i piedi di Manuel Opara. Ancora possesso per la Roma. Errore in fase di impostazione. Si può ripartire tutto di prima meravigliosamente per Jai. Cercez vuole il dribbling, ancora Jai, la tiene lui. Una finta, ancora palla al centro sul secondo palo. Ionescu la sponda, il destro con la palla che entra. Opara non può far nulla. Lo Steaua accorcia le distanze, 3-1. Hai capito? Giocate a palloni! Giocate! Giocate a palloni! Ha segnato Marian. Partita che si è riaperta subito, ma è stata sempre molto accesa in questi primi minuti. 4 gol in 10 minuti. Ancora all'esterno della Roma che prova a giocarla all'indietro. La manovra un po' farraginosa da questa parte, è complicato uscire con Cercez che va a ringhiare, si riesce a uscire fuori, e quando la Roma poi esce da questa situazione è pericolosissima. Arriva l'intervento di Tilinka perfettamente sul pallone. Jai pensa a calciare, preferisce allargare tutto verso Cercez, il tocco verso Ionescu. Se la prepara Ionescu, va al tiro rimpallato. E poi all'indietro è ancora Steaua. C'è spazio per andare ad offendere. Jai, una finta. Errore, la Roma può andare a ripartire da questa parte. E Ciobi. Al centro ancora Ciobi che prende il pallone. Rossini pensa a calciare in porta. Ionut in 2 tempi. Si riparte dal giro palla dello Steaua. Vladut ancora all'indietro verso Tilinka. C'è spazio tra le linee. Jai. Ancora il lancione verso l'attaccante che si libera molto bene. Impegna Ionut, palla che rimane fuori. Seferi non riesce poi ad agganciarla. Palla che finisce ancora a 3 piedi del numero 2, Oliva, che gioca all'indietro. Cortese ancora a centrocampo, nel lancione profondo, difendere il pallone Rossini. Ciubi riceve in area di rigore completamente da solo, va lui con il mancino. Ionut ci mette il corpo, sarà calcio d'angolo. Calcio d'angolo in favore della Roma.
può andare a battere Dani, bravo a quello. Piggiala a fare di Careu. angolo battuto corto, è uno schema, la conclusione di Ekciubi, entra dentro, schema perfetto ed è già 4-1 quando sono passati 15 minuti. Dai, forza, forza, La Roma che punisce ancora, Steaua che fa fatica a difendere quando squadra ospite va ad attaccare. Il 4-1 dopo 15 minuti è un risultato sicuramente molto pesante per lo Steaua, un passivo sicuramente troppo importante per quello che si è visto in campo. Da dietro c'è la conclusione della lunga distanza Ionut, poi in rovesciata con Tilinka, Ciubi la va a pressare, riesce ad andare via a un avversario, la gioca dentro e da sinistra può scatenarsi Ionescu, gli rubano il pallone in palleggio, la Roma è strepitosa in questa partita, lancione in profondità, troppo lungo il pallone per Marian, Manu Opara può bloccare e andare a iniziare l'azione sugli esterni. Ciubi ancora all'indietro, vanno a ringhiare. Viene fischiato un calcio di punizione con annesso cartellino giallo per Vladut. Ti fa pezzo di merda in faccia, che fai? Non rispondi. Ma chi il 24? Scusa io ma ragazzino basta, non mi parla più, vai parlando. Ragazzi, time out. Roma, Gioca e fai bravo. ah sì. Deve giocare a pallone. Non c'è nessuno, ridà. Oh, ridà. Fai cazzare, Si può iniziare a giocare ricominciando dal centrocampo della Roma, va subito in verticale verso Rossini che va a difenderla. Tocco vicino, Ciubi non va a pressare, lo Steaua può ricominciare a giocare il tutto, palla a terra. Palla larga, il tocco verso Cercez. Se ne porta a spasso 2 Cercez. Cambia tutto, poi il lancio profondo. Controlla bene la retroguardia della Roma. Upara con i piedi verso Seferi. Il tocco ancora dentro, Mosciatti. Va a riprendere il pallone Mosciatti, retropassaggio verso Upara che rischia tantissimo. Alla fine riesce a giocarla verso Mosciatti, tutto palla a terra, si esce con facilità. C'è Klaus Seferi a fare da collante a centrocampo in questo nuovo ruolo quest'anno, sicuramente interpretato alla grande dal numero 7 della Roma. Rispetto allo scorso anno dove giocava sicuramente più defilato a sinistra. Ora Rossini va a recuperare la sfera, va in dribbling, Tilinka non si sposta, Seferi la recupera lui, prova a far tutto da solo Klaus Seferi, si ferma, vuole andare in dribbling, chiuso all'angolo, tocco vicino,
Sarà ancora rimessa laterale per la Roma. Seferi. Traversone al centro, Rossini sul secondo palo. Non arriva. C'è l'opportunità per lo Steaua tra i piedi di Cercez. All'indietro. Scambia ancora bene lo Steaua, il lancione profondo. Non arriva nessuno però. Mosciatti. Palla giocata larga. Ancora possesso per la Roma. Lancio profondo verso Rossini. Troppo lungo però per il numero 9. Lancio profondo. Jai la stoppa bene, Cercez può salire palla al piede, la sterzata. Ancora Jai. Si ferma in verticale, il pallone è perfetto. Largo verso Vladut. Vuole andare all'1 contro 1, il traversone al centro. Deviato, sarà calcio d'angolo. Bravo Cortesi. Andiamo a saltare, Stefano! Ennesimo calcio d'angolo per lo Steaua. Cross sempre sul secondo palo, ormai è uno schema frequente. Prova a coordinarsi, a calciare Cercez. Anzi Tilinka. Palla che finisce fuori. Mosciatti all'indietro. Opara alla spazza profonda. Tocco che per Cercez. Va in dribbling, converge sul mancino, sterza bene, allarga tutto verso Ionescu. Ancora dietro verso un mobile centrocampo dello Steaua, Dobrin. Ancora per Cercez. Dentro arrivano fin davanti alla porta di Manuel Opara. La conclusione è deviata proprio dal portiere della Roma. E ancora Cercez però. La palla spazzata, allontanata in rimessa laterale. Altra opportunità per iniziare l'azione. Giocano sempre in verticale in questo primo tempo entrambe le squadre. La Roma si chiude di più. Ha lasciato il pallino del gioco allo Steaua, che però quando subisce le ripartenze della Roma si trova in grande difficoltà. Ora bene però ancora la squadra di maglia gialla a recuperare il destro della lunga distanza con il pallone che finisce fuori. Il tentativo velenoso parte del numero 7 Ionescu. Mosciatti. La riceve ancora Mosciatti. La densità al centrocampo dello Steaua fa paura, poi Klaus Seferi va in dribbling strepitoso, va a sradicare però bene già il pallone dai piedi di Seferi, va a fare tutto da solo. La conclusione ancora viva però l'azione da destra, può ancora scatenarsi il traversone al centro. Pericoloso lo Steaua, ancora in forcing in questi primi minuti, traversone al centro, colpo di testa di Jai, rimane ancora lì. Il pallone d'esterno perfetto da questa parte, può andare ancora in profondità. Exubi va a cambiare totalmente centralmente per Klaus Seferi, una finta. La conclusione che finisce fuori. Ancora molto pericolosa la Roma in ripartenza, questa è un po' la chiave del primo tempo. Pallino del gioco lasciato allo Steaua 2005. E ora Tilinka. Ha provato Cercez a andare via, Rossini va a calciare. Ora con il pallone che finisce fuori.
Cercez in verticale troppo lungo il passaggio per Jai, termina così anche il primo tempo, 4-1 in favore della Roma. Inizia così anche il secondo tempo del match con la Roma sopra di 3 gol con 4-1. Sciatti che si muove tantissimo da questa parte, il lancio è profondo verso Rossini, attraversona al centro, bene anticipare Tilinka, ancora da quella posizione, Marian va via in mezzo a due avversari, non riesce a tenerla Rossini, bene il gioco di gambe, sarà calcio di punizione. Come abbiamo detto ragazzi, destra e sinistra, Agri, destra e sinistra, come muovete? Diversi sul pallone, Mosciatti va potentissimo, sfera che rimane ancora viva all'interno dell'area di rigore. Viene fischiato un calcio d'angolo in favore della Roma che può andare al traversone, il tocco è vicino, Macri. Ancora morbido il passaggio, Mosciatti che si accentra, Macri che ha subito anche un colpo, sarà calcio di punizione. Battuto anche molto rapidamente il tocco con il piazzato. Ionut molto bravo, poi il lancio è profondo, Marian, difficile girarsi in mezzo a due, viene chiuso in rimessa laterale. Battuta la rimessa, Sini è andato a pressare lì. Ancora lancio profondo, colpo di testa, cercare di mantenere la sfera bassa, un batti-ribatti con Marian che ha la meglio, si prepara a calciare, non è stato toccato secondo il direttore di gara. Rossini trova un corridoio strepitoso per Mosciatti che si fa però ipnotizzare da una grandissima parata del portiere, e c'è spazio ancora per distendersi. Rapidi cambi di fronte, Exubi da quella parte, doppio passo, ubriacante, prova a calciare. Ancora traversone al centro con Rossini che lascia sfilare tutto. Ionut, Cercez, parte defilato. Ancora rimessa laterale con Tilinka. In verticale tutto di prima Marian. Macri. All'indietro ancora bene Macri. C'è una sovrapposizione lungo il fronte destro. È preciso però l'intervento del difensore. E può salire ancora Cercez che parte da dietro. Tilinka aggredito da Rossini, la rimessa laterale in favore dello Steaua. Può andare sempre con Tilinka. Può salire ancora il centrale aspettando il passaggio corto ed è perfetto anche in questo caso l'anticipo. Bene la rimessa corta. Ion si accentra, fa partire un destro velenoso. Opara, la blocca lì.
Ed è ancora giro palla per la Roma, ritmi decisamente più bassi in questa seconda parte del match, primo tempo che è stato invece infernale, ora due squadre che ti stanno paradossalmente fermando rispetto a quello che abbiamo visto sicuramente nei primi minuti da ambo le parti. La Roma che si sta continuando a difendere lasciando il pallino del gioco allo Steaua. Tilinka ci ripensa, il passaggio è corto, va a prendere il pallone tra le linee Marian, in 3 giocatori su di lui, la conclusione però della lunga distanza di Tilinka che non trova fortuna. Ricominciano a pressare alto i giocatori dello Steaua, la Roma esce perfettamente la sponda di Rossini, un po' difettosa, e ancora palla allo Steaua. Può uscire dalla destra, ancora la sovrapposizione del terzino, traversone sul secondo palo, sfila e Opara controlla tutto. Prego. Vuoi giocare, grazie. Parte tutto da Opara. Ancora Opara al retropassaggio. E possesso per la Roma con Oliva. Libera a centrocampo l'avanzata di Macri. Il tocco verso Mosciatti, allarga tutto da sinistra. Anticipa perfettamente il difensore Volodea in scivolata. Mosciatti, poi ancora all'indietro Oliva. Può salire il retropassaggio. Pauliello, Macri, ancora tocco di prima impreciso, Cercez, la giocata con il tacco Marian, ancora tutto largo, scavetto sotto verso Cercez, Mosciatti va a ripiegare, Macri controlla tutto a centrocampo, sbrogliando la situazione complicata. Oliva in verticale verso Rossini, di prima per Mosciatti, ancora Rossini, centralmente c'è una prateria, Rossini, la conclusione con Ionut che compie una parata strepitosa con i piedi. Ancora scavetto sotto, Pauliello, forse un fallo di mano, l'arbitro preferisce lasciar giocare per il vantaggio. E da sinistra Mosciatti, ancora Macri, dentro per il solito Rossini, ancora davanti impreciso con Ionut che para tutto e Steaua che deve ricominciare da dietro. Roma un po' imprecisa in questa seconda parte del match, Steaua che trova sempre le stesse linee di passaggio, prova a sviluppare centralmente con Tilinka che è salito, il sinistro ribattuto, ancora Tilinka va a pressare. Volodea, il tocco dentro, vuole ancora il filtrante, ora c'è una possibilità straordinaria per la Roma in 3 contro 1, più 2 che tornano da quella parte, il passaggio in verticale e la Roma spreca tutto, Cercez, poi Oliva, allarga verso Mosciatti, vuole l'1 contro 1, d'esterno meraviglioso il tocco per Ionut, va visto il taglio del compagno sul secondo palo. Aveva tagliato bene Pisapia, è riuscito però a trovare il pallone. Quindi ancora possibilità per Ion che si destreggia a centrocampo. Mosciatti si vuole distendere con Tilinka. E ancora tutto per Marian, il suo gioco di gambe. Funziona perfettamente, dà la possibilità di ripartire con una conclusione. Volodea dalla lunga distanza che finisce fuori, Opara può solo guardare. Ancora all'indietro con Macri.
scendere a recuperare il pallone Mosciatti, a tagliare tutto Klaus Seferi, appena rientrato il sinistro con Super Ionut, ancora lui, poi Seferi, tocco vicino Mosciatti, ancora Ionut. Non è finita l'azione, la Roma continua a calciare verso la porta ripetutamente, ma c'è un giocatore dello Steaua a terra, viene fermato il gioco dal direttore di gara. È fuori dal campo, quindi si può continuare a giocare secondo le indicazioni dell'arbitro. Sarà calcio d'angolo in favore della Roma. Il giocatore dello Steaua è stato sostituito, è fuori ancora dal campo. Cross all'indietro, lo stop con un intervento, Macri, il palleggio e ancora un brutto fallo a centrocampo, calcio di punizione. Roberto! Pisa! Doppia! Sinistra e destra! Sinistra e destra! Guarda chi tira di destra, si no tira destra, tutti mancini. Tira te, mettete sedere a te. Sono tutti mancini. Diversi giocatori sul pallone, lo stesso Mosciatti, Pauliello, Oliva, va proprio lui a calciare alto. C'è spazio per lo Steaua, ma il pallone viene regalato a Mosciatti. All'indietro Macri, partita un po' spezzettata in questa fase. Il lancione profondo, Marianne va a buttarsi sul pallone, ma è l'anticipo a contare. Quello di Cortese, un pallone sviluppato ancora da questa parte con Seferi che gioca di prima. Ancora leggermente in difficoltà in fase di uscita lo Steaua. All'indietro verso Pauliello. Minuto? 38. Si sviluppa ancora l'azione largo. Da destra Oliva, va a scendere bene Macri. Vuole il tocco in verticale verso Mosciatti, Seferi vuole il pertugio corto. E poi ancora Mosciatti, a mettere un po' di ordine a centrocampo, tanta densità da questa parte. Macri. Longolina il passaggio impreciso, però riesce comunque la Roma a tenerla in campo. Upara, Pauliello, è largo ancora, tutto da sinistra. Palla giocata al centro e la pressione a dar fastidio da quella parte del numero 11 in maglia gialla. Macri prolunga ancora troppo lungo il pallone, ancora preda dello Steaua che si scatena centralmente con una serpentina, una conclusione da parte di Jai. Messa battuta corta, vuole il palleggio Ion, e ancora tutto largo Vladut al centro verso Marianne, spazzato il pallone a campanile. Ancora la conclusione dalla lunga distanza con palla alta.
Il tentativo pericoloso sempre di Ion è stato deviato da un difensore. Opara non è riuscito ad evitare il calcio d'angolo che ora viene battuto forte al centro. Ancora traversone basso, messo fuori. È rimessa Steaua. Buono il palleggio di Marian, ancora largo. Per andare a convergere verso l'interno, cambia totalmente gioco. Sbagliando però, ma prendendo i complimenti del mister. Ancora bene ad uscire fuori, palla al piede della Roma, tutto di prima. Seferi fa un taglio lungo tutto il campo. Il tocco è per Mosciati, dentro Macri verso Seferi. Cercez fa buona guardia e va a chiudere. Macri e Seferi vanno a pressare da quella parte insieme a Mosciati. Si riesce a giocare bene tra le linee, lo Steaua esce da una situazione complicata, palla al piede ma poche azioni in questo secondo tempo, due squadre che si fronteggiano invece più ad armi pari. Vuole l'1-2, corto Cercez viene a prendere il pallone tra le linee, anticipo perfetto lì del centrale, si era tuffato Vladut ad attaccare l'area di rigore. Ulteriore calcio d'angolo in favore dello Steaua che ne ha battuti un numero considerevole. Tocco corto. Ancora al centro da solo, in area di rigore, manca il tap-in da due passi Vladut. Macri. Tocco largo verso Oliva. Poi Opara a giocarla lunga, lo stop di petto di Mosciati a venire contro. Sarà calcio di punizione fischiato per fallo su Klaus Seferi. Battuto velocemente da Seferi il calcio di punizione. Sempre Seferi la recupera lì. Vanno ancora a ringhiare sulle caviglie avversarie i giocatori dello Steaua fino all'ultimo secondo. Non mollano neanche un centimetro, ma tutto è accaduto nei primi minuti, nei primi 15 minuti. Si è sviluppato tutto lì. La Roma che vuole chiudere il risultato, attaccando ancora da sinistra la traversone al centro con Mosciati, che non riesce a sviluppare da due passi il gol che poteva chiudere il match. Il laterale, sali il pezzo! Rimessa lunga, poi palla spazzata lontanissimo. Va a prendere il pallone ancora Macri tra le linee. La gioca lì indietro Mariani. Ancora Marian a tuffarsi, andare in dribbling, un attaccante mobile. Messo in difficoltà soprattutto nei primi minuti del primo tempo la Roma. E Steaua che ancora sviluppa l'azione palla a terra. Viene reclamata un fallo di ostruzione da Ion. Poliello spazza tutto lontano, ancora nella terra di nessuno. Roma che poi di fatica, sta facendo un po' di fatica a gestire la partita, a gestire il pallone. Poi forse per scelta tattica, lasciando il pallone allo Steaua. Marian la riceve lui, se ne porta a spasso 2. Poi serve tra le linee il compagno, impreciso però il passaggio. Poi Macri all'indietro e tra le linee ci sono Pertugi molto interessanti, va a allargare tutto verso Mosciati. Macri. Ancora verso Seferi. Riesce a controllare bene Klaus Seferi.
Fa andare ancora Cercez. La finta a convergere, a saltare via Klaus Seferi. Cercez pensa a calciare, conclusione deviata. Opara c'è. Lancio profondo, pescare da sinistra. Attaccante che era andato a tagliare tutto il campo. E Cercez. Sale in linea, vuole il passaggio. Riesce ancora a sviluppare bene da sinistra con Vladut. Marian, il passaggio impreciso per lui. La Roma può distendersi con Mosciatti che attacca la profondità, il taglio da quest'altra parte. Pallone che è stato toccato. Ha lasciato scorrere bene Oliva, che ora serve Klaus Seferi che va incontro al pallone. Ancora Oliva. Pallone di ritorno leggermente impreciso. E questa è una novità di Klaus Seferi. Vieni Alexietto! Si fa ancora andare a sviluppare centralmente Marian. 1 contro 1 invece dal fronte destro. Con la palla che finisce in rimessa laterale. Klaus Seferi. Tutto di prima. Macri messo a terra nuovamente. Guadagna un altro calcio di punizione la Roma. E soprattutto prende fiato perché mancano circa 5 minuti alla fine della partita. Opara. Non particolarmente impegnato quest'oggi, se non nei primi minuti. Nel secondo tempo la Roma ha saputo gestire meglio il pallone, non rischiando e lasciando anche il pallone agli avversari. C'è un uomo in campo ma si preferisce continuare a giocare, ora viene messo fuori. Sarà ancora opportunità per lo Steaua provare a fare qualcosa in questi ultimi minuti, cercare un gol per riaprire la partita. La Roma si difende molto bene, Vladut all'indietro, tutto palla a terra ancora per lo Steaua. Il tocco corto verso Marian, non riesce a prenderla, la Roma può distendersi nuovamente a centrocampo. Vladut. Ancora a centrocampo va incontro al pallone, Vladut riesce a prolungarla perfettamente per il compagno che da sinistra prova a scatenarsi, pensa al traversone al centro, para in 2 tempi, ci pensa lui, cross di Ionescu. Bene Macri incontro al pallone. Viene fischiato l'ennesimo calcio di punizione. Battuto corto, Seferi. Macri ancora Seferi. Impreciso il passaggio da parte del numero 7 della Roma. Si ricomincia sempre da Vladut alla rimessa. Per Cercez appena rientrato. Ora Vladut. Pallone allargato, impreciso, può distendersi la Roma, c'è Klaus Seferi che può puntare l'area di rigore sul secondo palo, passaggia ancora una volta intercettato dal centrale, non una delle migliori partite queste di Klaus Seferi. Può andare in percussione centrale, ancora il centrocampista. Allarga tutto, è impreciso il passaggio. Bravo, gata Laule. C'è ancora spazio per Seferi. Da dietro rischia qualcosa la Roma ancora in fase di possesso.
solo Marian a pressare insieme a Ionescu che ora sopraggiunge. Lancione profondo, prova a far tutto da solo, poi Jai da quella parte. Si allarga Vladut a ricevere, converge sul suo piede preferito, è ancora all'indietro. La Roma veramente un fortino in questo secondo tempo, non ha concesso nulla, ovvero non creando praticamente niente. Dall'altra parte finisce così la partita con la Roma che vince 4-1, un match che si è sviluppato tutto nei primi 15 minuti. 3 punti importantissimi per la Roma, considerato il fatto che la prossima partita sarà proprio contro il Cotton Club.